Una birreria che non consumava davvero nulla come energia elettrica. Eh sì, i titolari avevano escogitato un sistema davvero economico. Avevano posizionato un grosso magnete accanto al contatore che di fatto ne rallentava il traffico. Per ben 2 anni la cosa è andata bene ai fratelli che gestivano il locale, bollette al minimo sindacale. Così è andata avanti fino a qualche giorno fa, quando l'Enel, dopo aver effettuato delle verifiche, ha detto basta. Ha allertato i carabinieri segnalando l'assenza di consumo. Immediatamente è scattato l'intervento. Carabinieri e tecnici dell'Enel si sono presentati alla birreria, scoperto il magnete, ai fratelli non è rimasto che ammettere le proprie responsabilità, ma per loro è solo l'inizio. Sul fronte giudiziario i due, la donna 50 anni ed il fratello 45, entrambi castellani e molto conosciuti in città, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, deferiti in stato di libertà, ma i guai sono anche altri. L'Enel sta già conteggiando il danno che gli sarebbe stato causato per un valore di circa 60.000 euro. Come se non bastasse, inizierà anche una causa civile. Ora la birreria è rimasta letteralmente al buio perché l'Enel ha deciso di staccare ai due fratelli l'energia elettrica. Fra l'altro potrebbe presto arrivare anche la decisione di un ulteriore provvedimento amministrativo come la sospensione o la chiusura del locale. Beh, fino ad allora, nelle ore serali, o adotteranno il sistema del lume di candela o la torcia perché a quanto pare l'Ele non ci sta proprio a riattivare il servizio.